Anche la Valle dei Templi di Agrigento è stata sottoposta sotto rigida tutela nei giorni dell'allerta meteo con il codice rosso, al fine di salvaguardare ovviamente anche i tanti turisti che volevano visitarla. La Protezione Civile ha voluto che anche le zone archeologiche fossero attenzionate in maniera particolare, come per le strutture pubbliche all'aperto, un lavoro di salvaguardia fatto anche da chi opera quotidianamente all'interno della valle. Non solo la Valle dei Templi, ma anche i visitatori in questo caso, perché è stato diramato un allarme di codice rosso per sabato scorso, per cui noi abbiamo in una azione, diciamo, che era tesa soprattutto a garantire la sicurezza dei visitatori, chiudere l'accesso. Questo perché vogliamo anche lanciare un messaggio, cioè che il parco è molto attento, diciamo, a garantire la visita nella massima sicurezza. Dopodiché diciamo che si è attivata una rete di collegamento già istituita tra il Dipartimento regionale dei beni culturali, il Dipartimento regionale per la protezione civile e il Ministero, all'interno della quale si è per questo evento istituita un'unità di crisi molto reattiva, in collegamento continuo, che ha determinato le azioni migliori, diciamo, per proteggere sia il patrimonio che i visitatori. Già comunque l'indomani, la domenica mattina, le condizioni erano molto migliorate. Abbiamo fatto prima dell'apertura una ricognizione che ha riguardato non solo il Parco della Valle dei Templi, ma il Museo Griffo e la casa di Pirandello. Abbiamo constatato che c'erano solo delle piccole infiltrazioni d'acqua che abbiamo prontamente rimosso con l'ausilio del personale che, al di là della specifica competenza di ciascuno, ha dato una mano, per cui all'orario d'apertura, già domenica, era tutto in ordine. E da quel momento, diciamo, il parco, tutti i siti gestiti da me in questo periodo sono stati regolarmente riaperti, devo dire anche con un buon flusso di visitatori, quindi alla fine voglio invitare chi vuole, insomma, chi ha interesse a visitare i nostri luoghi della cultura, a venire, perché troveranno condizioni ottimali e in assoluta sicurezza.